Allora Presidente, in questi giorni ci è giunta una notizia in redazione, voi dovete partecipare all'Alpenfest 2014, avete presentato tutte le domande, però cosa è successo? Niente, è successo che abbiamo presentato la domanda con qualche giorno di ritardo perché ci siamo accorti, purtroppo nostro malgrado, che il bando era scaduto da poco e rispetto alle scadenze dell'anno scorso e quindi ci siamo trovati un attimino spaesati. Il Comune ha ribadito chiaramente che il ritardo non poteva essere risolto in nessuna maniera e abbiamo preso atto di questa decisione. Quello che a noi però è dispiaciuto di più è il fatto che, intervistando alcuni partecipanti all'edizione di quest'anno che hanno partecipato anche all'edizione passata, ci hanno informato sul fatto che sono stati contattati da qualcuno del Comune che li ha avvisati appunto sull'uscita di questo avviso pubblico. Senta, non è che forse magari a Tarvisio ogni tanto la linea DSL va via e magari si sono dimenticati di chiamarvi, insomma? Mi auguro di no, non so quale sia la causa appunto di questa dimenticanza, perché appunto gli esclusi, o meglio l'associazione dimenticata appunto è solo la nostra. Eppure mi dicono che voi avete lasciato un bel ricordo. Sì, lo scorso anno abbiamo lasciato un bel ricordo soprattutto con i turisti, ma anche con i tarvisiani che hanno deciso di consumare il nostro frico, l'hanno assaggiato e sono tornati a mangiarlo nuovamente, abbinandolo anche ai vini che abbiamo selezionato con le aziende. Non voglio essere cattivo, non è che forse avete pestato i calli a qualcuno? Ecco, questa è una bella domanda. Fuori dai denti, sì. Insomma. No? Questa è una bella domanda, è possibile, però non so darle conferma. Certo, adesso voi avete comunque scritto una lettera al sindaco, all'amministrazione comunale per ringraziarli di questa dimenticanza. Il sindaco come ha risposto? Il sindaco ci ha risposto sui giornali. Sì, non vi ha risposto direttamente? No, non ci ha risposto direttamente. Forse perché aveva finito la carta e l'inchiostro probabilmente? Sì. Molto probabilmente sì, e ha preferito rispondere a mezzo stampa e ha rimandato indietro quelle che secondo lui erano delle accuse e noi volevamo solo far chiarezza su questa vicenda. Immagino che vi abbia ricontattato. Il sindaco no, l'amministrazione comunale non ci ha ricontattato e abbiamo solo appreso la notizia, appunto la risposta per mezzo stampa. Forse perché gli è più comoda? Gli è sicuramente più comoda. Presidente, mi permetta, voi avete la sede operativa vicino al ponte sul torrente Corno ad Olegnano. Anni fa l'attuale sindaco di Tarvisio in quel punto ebbe un incidente. Non per essere bastardi dentro, come si dice oggi, che si tratti di corsi e ricorsi storici? Ancora magari nei confronti della zona, può essere, sì. Senta, che messaggio lancia a Carlantoni, visto che le avete scritto, non vi ha replicato, adesso magari attraverso la TV la vede in faccia, magari ha il coraggio di alzare il telefono e dire scusate, ci siamo sbagliati, oppure non ce ne può fregare nemmeno di voi, insomma cosa risponde al sindaco? Mi farebbe piacere ricevere sicuramente una chiamata da parte del sindaco e magari se ci spiega perché l'amministrazione ha deciso di chiamare qualcuno e non noi per informarli appunto di questa pubblicazione, chi ha chiamato, quindi magari sapere anche chi è questo qualcuno e appunto il perché hanno deciso di... E poi io sottolineo, da semplice cronista di provincia a cui il voyeurismo non si addice, caro sindaco Carlantoni, ma queste cose solitamente non le fanno quelli di sinistra? Come? Lei, uomo fedele, sempre primo nei sacri principi, come ai tempi di quando c'era lui, mi cade su questa lettera? Ma per favore. Sì, che dire? Siamo in attesa di risposta. Sì, siamo in attesa di risposta. Citofonare al solito numero. Certo. L'indirizzo ce l'hanno? I contatti li hanno tutti. Telefonino sempre acceso? Sempre. Bene, Carlantoni, adesso veda lei. Grazie. Previsioni del tempo per domenica 17 agosto. Avremo bel tempo con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino farà fresco e sulla costa soffierà a Borino. Nel pomeriggio venti a regime di brezza e sui monti il cielo sarà poco nuvoloso, localmente variabile. Per lunedì sulla costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, con vento moderato da sud-ovest nel pomeriggio. In pianura cielo variabile con più sole verso la costa. Sui monti nuvolosità variabile, con la possibilità di qualche debole pioggia locale.